Giochi fatti per la nomina di sottogoverno alla regione siciliana dopo l'asta che ieri ha visto Luigi Genovese designato alla sua guida. Si profila il ritorno in quota DC di Cuffaro di Nenè Mangiacavallo, già sottosegretario di Stato alla guida del Consorzio Universitario di Agrigento. Gli assessorati hanno accertato i requisiti dei candidati proposti dai partiti attraverso l'analisi dei curricula. I nomi sono adesso sul tavolo della Giunta che si esprimerà con una delibera di designazione i cui tempi dovrebbero essere molto ridotti. L'atto del governo regionale verrà successivamente trasmesso alla presidenza dell'Assemblea regionale che a sua volta inoltrerà il tutto alla Commissione Affari Istituzionali. A questo punto scatteranno i 30 giorni entro i quali l'organismo dell'Assemblea, presieduto dal democristiano Ignazio Abate, dovrà esprimersi o viceversa scatterà il silenzio assenso. Interessati a questo cambio di vertici sono gli ACP, consorzi universitari, enti parco, IRVO, ESA, Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, consorzi di bonifica e CRIAS. Nell'Agrigentino, dicevamo, tutte le indiscrezioni confermano come sia stata la DC di Cuffaro ad incassare 2 nomine con il ritorno di Nenè Mangiacavallo alla presidenza del Consorzio Universitario di Agrigento e Gioacchino Zarbo, componente del CDA dell'Istituto Autonomo Case Popolari della città. Noi moderati, il partito di Saverio Romano, ottiene anche la guida dell'IACP di Agrigento con Pietro Medici. E poi previsto il recupero in corner di mancati deputati come Beppe Picciolo, Alfio Papale e Francesco Chipinti.